Adesso andiamo in YouTube. Funziona? Stiamo ancora creando il link. Non è ancora pronto. Forse adesso. Ho messo nel gruppo. Funziona questo qua? Sì, vabbè, adesso vado a vedere se guarda se si apre. Allora, Però viene fuori così, è giusto? O devono vedersi le immagini? sì, no, no, devo ancora farle partire perché non ho controllato se. Prova a farlo partire. Sai, io devo vedere se funziona il collegamento, se no non faccio partire niente. Vedi? Allora, ok. Vedi? Adesso provo. Sì. Sì, sì. Allora, vediamo un po'. Così funziona. Guarda così per chiudere. Così è spento. Così è acceso. Allora, allora, adesso, due dita e basta, ok? Buonasera a tutti, siamo qui
partita del campionato di Serie C di hockey inline tra il Hockey Treviso e il Fiamma Gorizia. Vi leggo le formazioni. Per il Gorizia abbiamo Alberto Bressan Stefano col numero 34, poi De Martino Luca numero 8, Christine Gabriel 77, Romanzini Andrea 25, Trevisaro Massimiliano 57, Bondavalli Stefano 85, Ciampetti Massimiliano 56, per il Rhinos Hockey Treviso Cosimo Marino numero 31 e quinto Paolo numero 77. Poi Bartolomei Joshua numero 8, Berto Fabio 75, Bianchi Mattia numero 7, Caner Tommaso 56, Corbetta Alberto 85, Grespan Ettore 12, Nespolo Alessandro numero 5, quinto Marco 66, David Sagui 21, Santa Rosa Stefano 19, Salviato Michele 87, Dari Mattia 91, Pallu Alessandro numero 11. Le squadre stanno facendo riscaldamento. Manca un minuto all'inizio della partita. Il Fiamma Gorizia è quarto in classifica, il Rhinos Treviso settimi. Il Gorizia è venuto naturalmente per vincere, perché se dovesse perdere non entrerebbe nei playoff per la promozione in Serie B. I Rhinos Treviso invece cercheranno la prima vittoria del campionato. Il Treviso è al completo, ha ben 13 giocatori di movimento più 2 portieri, mentre il Gorizia è arrivato a ranghi ridotti, sono 6 giocatori più un portiere. Vediamo che mancano diversi giocatori, infatti, in particolare Milanese e Romanut, che sono tra i giocatori più forti della squadra, sono assenti oggi. Quindi diciamo che dalle premesse si dovrebbe vedere una bella partita molto combattuta, perché entrambe le squadre hanno il motivo per vincere e Gorizia è comunque sempre una squadra molto tosta. Adesso c'è l'appello dell'arbitro. L'arbitro è il signor Cannella Nicola. Dicevamo quindi il Treviso potrà schierare ben 3 linee più 1, mentre il Gorizia ha 6 giocatori, quindi non riesce ad arrivare nemmeno a 2 linee, dovrà giocare praticamente con una linea e alternare 2 giocatori. Ecco il saluto tra le squadre, il capitano del Treviso David Sagui e il capitano del Gorizia è Christine Gabriel. Tutto pronto. Solito raduno attorno al portiere. L'allenatore del Treviso Tobia Vendrame è assente perché in contemporanea gioca a Milano in Serie A. In panchina c'è Elia Vendrame, il cugino, che
che darà una mano per gestire i cambi. Ecco il Treviso che ha fatto il suo urlo di incitamento. Il Gorizia non ancora. Vediamo se verranno mantenute le solite linee già viste nelle altre partite. Sembra di sì. Vediamo già in pista la squadra, la linea dei giovani composta da Nespolo, Grespan, Bianchin più Stefano Santarossa, che è un po' meno giovane, diciamo. È una linea che comunque finora si è comportata molto bene, è quella che ha più reti all'attivo della squadra. Bianchin ha 7 reti e Nespolo 6. Sembra esserci qualche problema sulla porta del Gorizia. L'arbitro sta sistemando la porta con l'aiuto di Elia Vendrame. Sembra esserci forse un buco. Quindi c'è un po' di ritardo adesso per l'inizio della partita. L'arbitro, signor Cannella, Nicola, si è accorto di qualche fessura che va sistemata adesso con un po' di nastro. Dicevamo che il Gorizia deve vincere a tutti i costi per riuscire ad andare ai playoff di promozione per la Serie B. È in lotta col Vicenza per la qualificazione, quindi sarà molto agguerrito. E a sua volta il Treviso vorrà vincere per riuscire a vincere almeno una partita in questo campionato un po' sfortunato, in cui 3 partite sono state perse agli overtime e addirittura una ai rigori. Sembra essere tutto pronto adesso. Ecco l'arbitro che si prepara per l'ingaggio. Nespolo al primo ingaggio. Primo ingaggio vinto dal Gorizia, che però il primo passaggio sbagliato lo recupera Nespolo, che passa a Grespan. Ancora il Treviso con Bianchin, passa dietro Santarossa. Santarossa con calma, ancora Grespan. Grespan vede Nespolo, passaggio un po' impreciso, ma Nespolo riesce a prendere il passaggio, ma il successivo passaggio a Bianchin viene intercettato dal Gorizia. Tiro del Gorizia che sui gambali di Santarossa. Ancora Gorizia recupera il disco. Passaggio dietro al capitano, ma Grespan recupera, vede Bianchin, ancora Grespan, la mette al centro per Nespolo, ma viene intercettato dal Gorizia, numero 25 adesso, che è Romanzin Andrea. Passa dietro al capitano Kustrin, ancora Romanzin. Cerca di saltare Grespan, ma alla fine cade, recupera Nespolo, ma ancora Gorizia, numero 57 adesso con Trevisani. Passa dietro al capitano Kustrin. Lancio lungo all'85. Bel tiro del Gorizia col numero 25 Romanzin Andrea. Tiro che esce di poco. Ancora il Gorizia, attenzione, l'arbitro ha il braccio alzato, deve esserci stato un fallo che non abbiamo visto da parte del Treviso. Infatti è uscito il portiere adesso del Gorizia, regola del vantaggio, quindi finché non tocca il disco del Treviso l'arbitro non fischia.
adesso il disco è stato recuperato, quindi fischio dell'arbitro e partirà la superiorità numerica 4 contro 3. No, non abbiamo ravvisato falli, però vediamo che Grespan Ettore si dirige verso la panca puniti e quindi 2 minuti di penalità per Grespan, quindi superiorità numerica per il Gorizia. 3 giocatori quindi per il Treviso, che sono Capitano, David Sagui, Darin e Palù. Treviso vince l'ingaggio, Palù col disco, cercheranno di gestire il disco per far passare secondi preziosi. Ancora Palù dietro porta, bel passaggio lungo la sponda per Darin, ma alla fine, attenzione, David Sagui recupera il disco velocissimo, va dietro porta del Gorizia, cercherà il possesso del disco, bel passaggio, altro fallo del Gorizia su David Sagui, quindi stavolta succede il contrario di prima, quindi Marino esce e il Treviso può giocare in 4. Passaggio di Ciubo, Palù, Ciubo. Quindi il Treviso senza portiere nonostante fosse partito in penalty, quindi stanno giocando in 4 contro 4 adesso. David Sagui, passaggio dietro un po' impreciso e infatti recupera il Gorizia. Adesso l'arbitro fischia, quindi peccato per quel passaggio sbagliato di David, si poteva gestire meglio questa situazione. Quindi altra penalità adesso per il Gorizia al numero 57 Trevisani Massimiliano. Quindi torna in pista la prima linea con Bianchin, Nespolo, Caner per gestire questo 3 contro 3. Quindi 52 secondi in 3 contro 3, poi il Treviso sarà in superiorità numerica, quindi primo ingaggio vinto da Bianchin, la passa Nespolo, Caner, passaggio lungo a Bianchin, ancora Caner, Nespolo, Bianchin, Caner, Nespolo, sembra il Treviso voler più che altro gestire il disco e far passare i secondi in modo da trovarsi poi in superiorità numerica. No. Caner, ecco che adesso è finita la penalità del Treviso, quindi 4 contro 3. Adesso il Treviso attacca, quindi è entrato Darin. Caner, ultimo uomo, Bianchin, tiro al volo, passaggio alla fine a Nespolo, ancora Bianchin, vede Darin, tiro che colpisce un difensore e il Gorizia allontana, più lontano che può, recupera Caner, subito a Bianchin, lascia ancora Caner, Darin, Caner, Bianchin, passaggi molto veloci, passaggio sbagliato di Bianchin, ancora un recupero del Gorizia che allontana ancora in fondo, Caner, ancora Bianchin, Darin, Bianchin, Caner, tiro al volo di Caner, bel tiro, parato benissimo dal portiere Bressan Stefano. Recupera adesso il Gorizia, mancano praticamente 3 secondi, è finita la superiorità del Treviso, entra il quarto giocatore del Gorizia, il 57 Trevisani Massimiliano, quindi 4 contro 4. Trevisani salta Darin, attenzione, la mette al centro, al numero 25, bel tiro, bella parata di Marino. Bianchin dietro porta, Darin gli dà una mano.
Darin velocissimo sulla fascia, vede Nespolo, peccato che non trattiene il disco, si sarebbe trovato in una bella posizione per il tiro. Recupera il Gorizia, numero 25, attenzione che c'è un giocatore lasciato libero vicino al portiere. Altro tiro da lontano del Gorizia, ma parata di Marino che trattiene. Cambio linee, entra la terza linea che finora non era ancora entrata. Siamo a 14 minuti alla fine del primo tempo, quindi ancora 0-0. Ci sono state due superiorità numeriche, però nessuna delle due squadre ne ha approfittato. Corbetta adesso all'ingaggio. Marco Quinto la butta su per Joshua, ma recupera il Gorizia. Ancora il Gorizia, passaggio sbagliato, Marco Quinto, fanno finta, passaggio dietro un po' rischioso, Caner vede Corbetta, Corbetta sale, tiro da lontano che colpisce la stecca dell'avversario e disco che esce. Ingaggio in attacco quindi per il Treviso. L'arbitro però fa segno di spostarsi dall'altra parte del campo. Joshua Bartolomei all'ingaggio per il Treviso. Ingaggio vinto dal Treviso, passaggio dietro a Ciubo. Ciubo lancio lungo che colpisce un difensore, numero 85. Bondavalli Stefano. Ancora lui dietro porta. Vede il numero 25 che è Romanzin. Krustin adesso il capitano. Lascia dietro Romanzin. Ancora dietro. Tiro da lontano, parata di Marino. Nessuno che va sul disco del Treviso, incredibile. Altro tiro che colpisce Ciubo. Joshua adesso. Bartolomei. Dietro porta, lascia Corbetta. Che lascia aperto. Cambio, entra la seconda linea. David Sagui. Ancora David. Dietro per Darin. Bel tiro di Darin. Parata del portiere che trattiene. Ingaggio con Darin. Ingaggio vinto dal Treviso con David Sagui. Passaggio dietro a Berto che subito Darin che cerca un tiro di rovescio ma troppo debole. Parata del portiere. Numero 8 lascia a Krustin. Recupera il disco Berto che vede Palù. Ancora Palù. Darin. Tiro di Darin che colpisce Palù. Contropiede del Gorizia adesso. Attenzione, 56 che la butta dentro per Krustin, ma disco che si alza e quindi non riesce a prendere il passaggio. Sempre Krustin col disco. Fallo di Palù che con la stecca involontariamente ha fatto uno sgambetto, quindi altri 2 minuti di penalità per il Treviso. Altra occasione adesso per il Gorizia di sbloccare la partita che dopo 9 minuti è ancora ferma sullo 0-0. Come si pensava, finora è una partita molto equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Rientrano i tre di prima, quindi Nespolo, Bianchin e Santarossa.
Bianchin sull'angolo, vediamo se riesce a tenere il disco. No, recupera il Gorizia con passaggio indietro. Kustrin col disco, 57 è Trevisani. Krustin, Romanzin, Kustrin, Romanzin, tiro di Romanzin, bella parata di Marino. Prosdocimo, numero 8 adesso, che è De Martin. Krustin, passaggio sbagliato, recupera Bianchin. Mattia fa una finta, cerca di saltare l'uomo, ci riesce, ma alla fine il portiere riesce con la stecca a allungare il disco e quindi il Gorizia recupera alla fine il disco. Ancora Kustrin, attenzione, tiro da lontano sui pattini di Nespolo, ancora Bianchin. Bianchin trattiene il disco, adesso cercherà di mantenere il possesso per far passare i secondi e far finire la penalità. Nespolo invece va in attacco e perde il disco, quindi ancora il Gorizia, ancora 40 secondi di superiorità. Romanzin, Kustrin, Trevisani, Kustrin, Romanzin, Kustrin. Tiro di Kustrin, fuori di poco. Romanzin va dietro porta. Passaggio, ma ancora sbagliato. Recupera Bianchin. Cercherà ancora di saltare l'uomo, ma ha perso il disco, ma lo recupera e alla fine viene fermato sempre da Kustrin. 5 secondi alla fine della penalità. Il 57 la passa dietro. Ecco che rientra Palù. Quindi 4 contro 4, Stefano Santarossa cerca Bianchin ma è intercettato dal numero 25 che tira, parata di Prosdocimo. Palù ancora col disco, Nespolo, passaggio dietro a Santarossa, cambio delle linee adesso, infatti lascia David Sagui per uscire. David alza la testa, cerca Darin. Darin la rimette dentro ma viene fermato da Kustrin. Ancora Darin a Sagui. Palù. Palù per Sagui. Berto. Tiro di Darin sulla stecca di un avversario. Il disco che si alza esce, quindi ripartirà con un ingaggio. Ingaggio vinto dal Gorizia, passaggio dietro porta, si lotta in balaustra. Ancora, ecco che recupera il disco da David Sagui, tiro deviato da un giocatore, adesso parte il Gorizia ma lascia dietro a Romanzin. Passaggio adesso lungo al numero 8 che è De Martin. De Martin sbaglia il passaggio, quindi recupera Palù. Palù sale col disco, vede Darin. Darin la mette al centro, disco che si alza e diventa impossibile la deviazione per Palù, ma ancora David Sagui. Ancora Palù. Palù per Berto. Ancora Berto. Tiro di Berto cercando la deviazione di Darin, disco che rimane davanti alla porta del Gorizia. Si lotta in 4 per un disco, ancora Darin, il portiere che allunga la stecca. Palù, tiro fuori di pochissimo, rimbalza sulla balaustra e alla fine finisce a Romanzin che lascia il 56, disco deviato. Attenzione che poteva starci un fallo adesso contro David Sagui che si alza, tiro del Gorizia, parata di Marino che
non si vede il disco, ma Palù sì, e glielo mette sotto i gambali per consentire il fischio dell'arbitro e ripartire con un ingaggio e cambiare le linee. David Sagui si lamenta un po' con l'arbitro per quel fallo che non è stato fischiato. Si riparte con Corbetta all'ingaggio, terza linea in pista. Ingaggio vinto da Corbetta, disco dietro porta, Marco Quinto. Lascia Caner che parte velocissimo sulla fascia. Potrebbe tirare, bel tiro di Caner, fuori di pochissimo. Ancora Caner. Passaggio lungo dietro a Corbetta. Corbetta sale, vede ancora Caner. Caner la mette al centro per Salviato, ma disco deviato, ma recupera Quinto. Ancora Corbetta. Caner. Bel tiro di Caner con Salviato a rimbalzo, ma il portiere riesce a parare. Adesso parte il contropiede del Gorizia col 85. Passaggio sbagliato, Salviato va all'inseguimento del disco e viene fermato da Kustrin, che poi lancia 57, che torna indietro. Trevisani. Passaggio al Bondavalli. Trevisani. Kustrin. Trevisani ancora. Arriva Salviato da dietro, attenzione, porta spostata, l'arbitro ha fischiato adesso un altro fallo per spinta quando è arrivato velocissimo Salviato per recuperare il disco. Alla fine è andato addosso all'avversario, quindi l'arbitro l'ha considerata spinta e ha fischiato altri 2 minuti di penalità per il Treviso, quindi un arbitro abbastanza fiscale che fischia un po' tutto, quindi bisogna stare molto attenti. Altra occasione per il Gorizia per sbloccare la partita, mancano 5 minuti alla fine primo tempo, ancora 0-0. In pista sempre gli stessi giocatori che hanno giocato i penalty precedenti, quindi Nespolo, Bianchin e Santarossa. Ingaggio vinto dal Gorizia, Kustrin, De Martin, 25 Romanzin, De Martin, Kustrin, numero 57 Trevisani, De Martin, Romanzin, Kustrin, passaggio Romanzin, bel tiro, passaggi veloci ma tiro che esce, ma recupera ancora il Gorizia. Kustrin, slap shot che esce ancora Kustrin. De Martin, Romanzin, De Martin, Kustrin, Romanzin, bella azione, uguale a quella di prima, recupera Nespolo, ma il Gorizia ancora, per fortuna non riesce a tirare al volo. Attenzione adesso a Nespolo, vede Bianchin, bel passaggio, Bianchin, speriamo che almeno trattenga il disco. Altro fallo da parte del Gorizia come prima, quindi adesso il Treviso può giocare in parità numerica. È uscito Prosdocimo, è entrato Palù, ma perde subito il disco, quindi l'arbitro fischia. Quindi si ripete la situazione di prima. Si giocherà in 3 contro 3, una penalità per parte e quindi il Treviso avrà ancora 33 secondi di 3 contro 3, poi entrerà un giocatore, quindi potrà giocare la superiorità numerica per i successivi 2 minuti. Quindi una bella occasione questa per il Treviso di
di sbloccare il risultato. Restano in pista Nespolo, Bianchin e Palou. Bianchin e Ligaggio. Nel frattempo è arrivato il vice allenatore Antonio Vendrame, che per motivi di lavoro è arrivato un po' in ritardo. Palou col disco. Vediamo se, come prima, cercheranno di gestire questi 30 secondi e attendere la superiorità numerica per attaccare. Ancora Nespolo, lascia Bianchin. Sì, sembra che l'intenzione sia proprio quella di far passare il tempo. Mancano 10 secondi. Palou col disco. Ancora Palou. Torna indietro. Ecco che entra il quarto giocatore, che è Darin. Nespolo subito a Darin. Lascia dietro a Nespolo, quindi superiorità numerica adesso per il Treviso. Palou. Nespolo. Passaggio per un attimo intercettato, ma ancora Nespolo. Palou. Nespolo. Nespolo perde il disco, attenzione, contropiede, parata di Prosdocimo e poi Nespolo per un attimo non mette in difficoltà il proprio portiere, ma Prosdocimo riesce a parare. Bisogna stare attenti quando si fa il power play a non perdere mai il disco quando si è ultimo uomo, perché poi l'avversario parte in contropiede come adesso. Per fortuna Prosdocimo è stato bravissimo a parare, quindi cambio delle linee. Il Treviso è ancora in superiorità numerica per altri 50 secondi. Caner, Darin, Palou, Darin, Palou. Tiro di Darin, fuori di poco. Disco che si ferma sulla parte esterna della rete, quindi si riparte con un ingaggio. 36 secondi ancora di power play per il Treviso. Sagui all'ingaggio. Ingaggio vinto però dal Gorizia, che la butta lontano. Palou all'inseguimento. Darin. Palou. Darin. Palou. Davids. Sagui. Darin. Palou, tiro al volo e gran gol di Palou sull'angolino. Bella azione questa del Treviso, mancavano solo 5 secondi alla fine del power play. Bel gol del Treviso, quindi con la coppiata Darin-Palou, che già in altre occasioni ha fatto vedere delle bellissime azioni. Gran tiro al volo di Palou sull'angolo del portiere Bressan Stefano, che non può farci nulla. Quindi 1-0 per il Treviso, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. In pista la terza linea, Bartolomei all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Gorizia. De Martin adesso dietro porta. Custrin, De Martin. Trevisani. Trevisani torna indietro, De Martin. De Martin vede Custrin, gol del Gorizia. Bella azione anche questa, niente da dire. De Martin è volato verso la porta, hai visto Custrin, la deviazione sulla porta. E nulla può Prosdocimo. 1 minuto e 33 alla fine del primo tempo. 1-1. Rientra la prima linea.
Nespolo all'ingaggio. Nespolo perde il disco, lo recupera ancora il Gorizia. Passaggio sbagliato, intercettato da Bianchin, ma ancora Nespolo, Bianchin, Grespan, peccato che Grespan non arriva sul disco, poteva essere un bel gol del terzetto under 16. Attenzione adesso al Gorizia davanti il portiere col 56, tiro fuori, ancora il 56, passa il 57 che però Prozdocimo para. 56 è Zappetti Massimiliano e Trevisani Massimiliano è quello che ha fatto il tiro. Ancora Zappetti all'ingaggio. Darin per il Treviso all'ingaggio, Darin recupera il disco, fa una finta, vede benissimo David Sagui, passaggio dietro a Bert Ciubo, un tiro da lontano cercando deviazione, ancora David Sagui, ancora Ciubo, ancora tiro per il rimbalzo, parata del portiere, Palù lascia Darin. Tiro di Darin fuori, ma recupera il Treviso, ancora Fabio Alberto Ciubo, 20 secondi alla fine della partita, tiro ancora da lontano, David cerca la deviazione ma parata del portiere, ancora Darin, l'assalto finale del Treviso, vediamo, ancora Palù, Palù vede David ma il disco intercettato dalla difesa del Gorizia, De Martin. Sirena di fine primo tempo, quindi come si immaginava partita molto combattuta, poche reti perché i portieri hanno fatto la loro parte, quindi 1-1, adesso ci sono 10 minuti di pausa, durante la pausa ci sono le interviste fatte prima della partita ai giocatori del Treviso, quindi restate collegati e ci risentiamo tra 10 minuti. Buonasera, siamo qui con il capitano dei Rhinos Treviso, David Sagui, e siamo pronti, tra poco inizia l'ultima partita di campionato di Serie C e chiediamo a David cosa ne pensa di questa partita di oggi e poi un bilancio del campionato di quest'anno. Sì, allora, per quanto riguarda la partita di stasera, giochiamo contro il Fiamma Gorizia. Contro di loro c'è sempre stata una bella partita, anche negli ultimi anni abbiamo sempre combattuto. Quest'anno in casa loro hanno vinto per 7-5, è stata combattuta anche là e speriamo di combatterla fino alla fine anche oggi, portando a casa i 3 punti chiaramente. Se non sbaglio il Gorizia oggi lotta per andare ai playoff. Sì, esatto, loro lottano per andare ai playoff, se la stanno lottando col Vicenza e quindi hanno bisogno assolutamente dei 3 punti in casa nostra. Noi chiaramente ultimi non vogliamo arrivare e vogliamo i 3 punti anche noi. Quest'anno non è andata benissimo, rispetto agli anni precedenti. Sì, Secondo sì. te quale può essere stato il motivo
Diciamo che il motivo principale è stato che comunque abbiamo lottato tutte le partite fino alla fine. Siamo andati all'overtime con l'Asiago, siamo andati all'overtime col Vicenza, siamo andati all'overtime con il Cittadella, abbiamo fatto delle bellissime partite contro il Montebelluna, tirate che hanno vinto di un gol alla fine. Quindi sì, è vero che i punti sono pochi, ma dall'altra parte bisogna anche guardare il bicchiere mezzo pieno e portare a casa, insomma, quello che di buono è stato fatto. Ci sono anche dei giovani che sono entrati a far parte della Serie C, sono molto bravi e sono sicuro che se c'è la continuità anche il prossimo anno i risultati saranno diversi. Bene, allora ci auguriamo di vedere una bella partita stasera e buon proseguimento, buona serata. Grazie, un saluto a tutti, ciao, viva l'hockey, ciao! Buonasera, siamo qui con Mattia Bianchin, giocatore dei Rhinos Hockey Treviso, nonché goleador della squadra. E tra poco inizia l'ultima partita di campionato di Serie C, Rhinos Treviso contro Gorizia, Fiamma Gorizia. E chiediamo a Mattia che previsioni ha per questa partita e se riuscirà a fare un altro dei suoi gol, visto che è il goleador della squadra. Che ne dici? Innanzitutto buonasera. Allora, questa partita sicuramente è una partita che ci può portare buoni risultati, anche perché questo campionato sappiamo tutti com'è andato e quindi da questa partita sicuramente, visto che è l'ultima, vorremmo dare tutto, portare questi 3 punti a casa. Per quanto riguarda il gol, vedremo. Sicuramente gioco con una linea che mi dà una mano e quindi vedremo se riuscirò anche oggi a dare una mano. Sì, per quanto riguarda la linea, tu giochi con Alessandro Nespolo e Grespan Ettore, se non erro, che sono insieme a te i 3 giocatori provenienti dall'Under 16, quindi 3 giovanissimi all'esordio quest'anno nel campionato di Serie C. Vi siete comportati benissimo, visto che siete tra quelli che hanno più reti segnate, che esprimono forse anche il gioco più bello della squadra. Quindi nonostante siate così giovani, 15 anni tutti e 3, mi sembra che vi siete ambientati bene con la squadra e avete fatto vedere il vostro valore. Sicuramente gli abbiamo dato una mano, anche perché è il primo campionato che facciamo in prima squadra, quindi stiamo facendo bene e speriamo che il prossimo anno di continuare così. Bene, grazie e speriamo di vedere una bella partita e buona serata. Grazie a voi, forza Treviso!
Rieccoci qui a Treviso al palla hockey presso gli impianti comunali di Santa Maria del Rovere in via delle Acquette per la partita Rino Hockey Treviso Fiamma Gorizia Valevole per il campionato di Serie C. Ultima partita di campionato. Primo tempo finito 1-1. Si inizia il secondo tempo con la prima linea, Nespolo in ingaggio, primo ingaggio vinto dal Gorizia. De Martin adesso col disco, passaggio dietro a Krustin. Passaggio lungo intercettato da Stefano Santarossa che viene su col disco. Passaggio dietro a Nespolo. Bianchin. Grespan, passaggio sbagliato, recupera il Gorizia, 25, attenzione. Bel tiro del 25 Romanzin Andrea, ma tiro fuori. Ancora il Gorizia, sempre con Romanzin dietro porta. De Martin. Kurstin. Sempre il capitano del Gorizia, Krustin e Grespan, Ettore che cerca di fermarlo, passaggio al portiere che riesce a passare a De Martin che si invola sulla fascia, passaggio adesso dietro al 57 Trevisani, recupera Nespolo, ma ancora il Gorizia, ancora Nespolo, l'arbitro fa segno di alzarsi, passaggio dietro Santarossa. Santarossa si ferma per consentire il cambio linee che è stato chiamato da Antonio Vendrame. Entra la seconda linea, Berto, Darin, ancora Berto. Darin, ancora Berto. Lancio lungo che colpisce un avversario, numero 57 Trevisani che passa a Krustin. Krustin perde il disco, lo recupera David Sagui che è un po' isolato, quindi torna indietro, vede Berto Ciubo, Palù, ancora Berto, Darin, David, bel passaggio a Berto Ciubo, bel tiro, parata del portiere. Si lotta in balaustra, ma ne viene fuori il 57 Trevisani. Ancora Trevisani, torna indietro. Kustrin. Kustrin. Parte veloce, ancora lui. Cerca di saltare il difensore, ma viene fermato, ma disco ancora recuperato dal Gorizia con l'85. Bondavalli, passaggio sbagliato, tiro di Darin, parata del portiere per San Stefano. Ancora il Gorizia con Romanzin. Romanzin ancora. 85. Bondavalli. Kustrin. 56. Zappetti, ancora Zappetti, passa dietro a Romanzin. Ancora Romanzin che lotta contro Darin, recupera Salviato, passaggio dietro a Caner, è entrata la terza linea nel frattempo, ancora Caner, dietro a Corbetta. Corbetta sale, tiro lungo, deviazione di Marco Quinto, ma troppo debole, il portiere para agevolmente.
Marco Quinto all'ingaggio. Salviato, passa dietro a Corbetta, Corbetta tenta un tiro, un disco che si alza, colpisce il soffitto, quindi si riparte con ingaggio in attacco e ingaggio a centrocampo, anzi ancora Quinto all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Gorizia. Bondavalli dietro porta. De Martin. De Martin velocissimo, va verso la porta, salta un avversario, ma non il secondo. Recupera il Treviso, Caner. C'era un secondo disco in pista, non si sa da dove salti fuori, quindi l'arbitro ha fischiato. E questo consente il cambio delle linee, rientra la prima linea. Nel frattempo 5 minuti del secondo tempo se ne sono già andati, sempre 1-1 il risultato. Nespolo all'ingaggio, ingaggio vinto dal Gorizia, tiro col disco che si alza e alla fine viene buttato in fondo dal Treviso. Sempre l'85 Bondavalli dietro porta. Ancora Bondavalli, bel passaggio al 57 che lascia De Martin, che lascia a Zampetti, passaggio ancora dietro a De Martin, tiro di De Martin che esce di pochissimo. Adesso Trevisani cerca il tiro ma viene fermato da Nespolo. Nespolo vede Bianchin, Bianchin non riesce a stoppare bene il disco ma lo recupera. Ancora Bianchin, passaggio dietro porta, Nespolo vede Grespan tira però coi pattini e non si capisce cosa abbia fischiato adesso l'arbitro. No, non abbiamo visto nessun motivo per fermare il gioco e in ogni caso l'arbitro ha fischiato e quindi si riparte con un ingaggio in attacco per il Treviso. È entrata la seconda linea, Palù. Ingaggio vinto dal Treviso con Palù, ancora lui, adesso Darin lascia aperto, bel tiro e parata contrattenuta del portiere. Bressan Stefano, numero 34. Altro ingaggio in attacco per il Treviso, Darin. Ingaggio vinto dal Gorizia, attenzione al numero 25 che va verso la porta, ma alla fine viene fermato, ma riesce a passare a Krustin dietro. Krustin, bella azione del Gorizia, ancora Krustin. Attenzione, fasi un po' concitate. Fischio adesso dell'arbitro per fallo di De Martin che spinge Darin, quindi altra penalità per il Gorizia e quindi power play per il Treviso a 13 minuti dalla fine della partita. Vediamo chi schiererà Antonio Vendrame per il power play. Quindi rimane in pista la seconda linea con Caner, però ci sono delle proteste da parte del Gorizia.
il dirigente accompagnatore si sta lamentando per questo fallo. Il signor Cosma Sergio, il dirigente accompagnatore, l'arbitro sta spiegando le motivazioni della penalità fischiata. C'è un po' di confusione adesso, comunque sembra tutto a posto, quindi pronti per l'ingaggio. Palù adesso l'ingaggio. Ingaggio vinto dal Treviso, anzi no, alla fine il disco viene recuperato dal Gorizia con un tiro che esce di poco, recupera Ciubo Caner. Ancora Caner. Ciubo. Tiro di Ciubo contro un avversario, attenzione al contropiede. Caner riesce a arrivare velocissimo a colpire il disco e a fermare il giocatore che si stava invollando verso la porta. Ancora Caner. Tiro di Caner che esce di poco, rimbalzo di Darin ma parata del portiere che riesce a trattenere anche, quindi nuovo ingaggio per il Treviso. Mancano 1 minuto e 17 alla fine della penalità. È entrato David Sagui al posto di Ciubo. Palù all'ingaggio ancora, ingaggio vinto. David torna indietro perché era pressato da un avversario. Caner è uno dei giocatori che ha il tiro migliore, quindi per quello è stato inserito in questo power play. Darin vede David, tiro di David Sagui e ancora parata del portiere che trattiene, quindi non lascia la possibilità di rimbalzo a Palù che era là pronto per colpire il disco. Molto bravo questo portiere, soprattutto a trattenere i dischi dopo le parate. Altro ingaggio in attacco, ancora Palù. Ingaggio vinto, passaggio dietro a Sagui. Sagui sale col disco. Caner. Tiro di Caner, fil di palo, uscito di pochissimo. Gorizia adesso che cerca di gestire, ma passaggio che arriva ancora, bel tiro al volo di Caner. Ancora David, Sagui riesce a saltare un avversario. Palù vede Darin vede David Sagui. Caner, tiro di Caner, disco che rimane pericolosamente davanti alla porta. Alla fine Palù viene travolto da un avversario, l'arbitro ha fischiato, ma non credo sia per fischiare una penalità, ma solo perché c'erano dei giocatori a terra davanti alla porta e quindi è un fischio per confusione. Rientra alla prima linea quei 3 ragazzi under 16, Bianchi, Nespolo, Grespan più Stefano Santarossa. Bianchi all'ingaggio. Mancano 14 secondi alla fine della penalità. Grespan, Bianchin cerca di fermare l'avversario. Adesso Grespan, ancora il Gorizia, non riesce a buttare via il disco. Penalità finita, quindi 4 contro 4. Attenzione al contropiede, ma torna indietro il Romanzin. Gorizia ricomincia a ragionare sempre col suo capitano Kustrin. Ancora lui, sempre Romanzin, ancora Kustrin. Romanzin, bella azione, bella parata di Prosdocimo. Santarossa adesso. Ancora Santarossa sulla fascia, ma perde il disco, lo recupera ancora Romanzin.
Adesso Trevisani sale, pista libera, bel passaggio ma non riesce a fare la deviazione. Nespolo, vedi Bianchin, ancora Bianchin, peccato, viene fermato da Trevisani, passaggio a De Martin, De Martin a Roman, bel tiro dell'85, gol del Gorizia. Bondavalli. Bel gol per il Gorizia, quindi gol di Bondavalli su assist di Romanzin, 2-1 per il Gorizia, a 10 minuti dalla fine della partita, quindi si complicano le cose per il Treviso. Un bel tiro al volo di Bondavalli. Time out adesso chiesto dal Gorizia, che essendo solo in 6 giocatori ha bisogno di rifiatare un po' di più del Treviso, che invece può schierare le 3 linee. Quindi 2 minuti di pausa per time out. È in pista la terza linea, c'è Antonio Vendrame che sta dando le direttive. Il Treviso ce le metterà tutta adesso, gli ultimi 10 minuti per pareggiare, almeno pareggiare e cercare poi la vittoria magari agli overtime. Si riparte quindi con la terza linea in pista, quinto all'ingaggio, passaggio dietro a Corbetta, Corbetta vede Bartolomei, Bartolomei, passaggio un po' corto, infatti recupera Bondavalli, l'autore del gol, lascia dietro a Kustrin, ancora Kustrin, De Martin, Bondavalli. Altro tiro di Bondavalli che esce stavolta, 56, che è Zappetti, la passa dietro, De Martin a Kustrin. Adesso Gorizia cercherà anche di gestire il disco, di tenerlo il più possibile. Ancora lui dietro porta. Il Treviso non va a pressare, quindi intanto passano secondi preziosi. Adesso Kustrin, lancio lungo ma recupera Quinto, ancora Quinto, ma viene fermato, attenzione a non fare fallo, ancora Quinto, riesce a recuperare, tiro e gol di Quinto, grandissimo gol, bravo Marco, parzialmente aveva perso il disco ma l'ha recuperato, ha guardato il portiere e l'ha messa sull'angolino in alto a sinistra, imparabile per il portiere. Gol importantissimo perché Treviso pareggia. Gol di Quinto! Quinto, 18 anni per lui. Uno dei giocatori giovani del Treviso. In pista la seconda linea. Kustrin, ancora Kustrin, torna indietro, mancano 8 minuti quindi alla fine della partita, il risultato di 2-2. Attenzione al 25 che perde il disco ma non ne approfitta il Treviso con David Sagui. Ancora il Gorizia, passaggio dietro ma recupera Berto, Berto sale col disco, salta un avversario. Ci sarebbe Palù, gran passaggio ma un po' troppo avanti, Palù non riesce ad arrivarci. Grande lotta in balaustra con 2 giocatori che cadono, attenzione a Darin.
Passaggio dietro del Gorizia, disco ancora pericoloso davanti al portiere, ma Darin adesso, ancora Darin, perde il disco, lo recupera Romanzin che torna dietro porta. Darin cerca di fare pressione, ma ancora il Gorizia e Trevisani adesso. Disco recuperato dal Treviso con David Darin, ancora Darin, passaggio dietro a Palù, ancora Palù, ancora Palù, va verso il portiere, passaggio era per Darin ma viene intercettato, attenzione al contropiede adesso, Krustin. Slap shot di Krustin, pallo e disco che esce. Stavolta il Treviso è stato fortunato perché c'erano due giocatori e solo Nespolo in difesa, quindi un 2 contro 1 che poteva essere gestito meglio forse dal Gorizia, ma per fortuna il tiro in slap shot di Krustin ha colpito il palo esterno ed è uscito. Si riparte quindi con un ingaggio in attacco, prima linea in pista, Nespolo all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Gorizia, 6 minuti alla fine, sempre 2-2. Ancora il 25 Romanzin che tira fuori, recupera Grespan, ancora Grespan, la mette al centro, ma Bianchini non ci arriva, ancora Romanzin. Tiro che esce, Nespolo. Nespolo vede Bianchin. Tiro di Bianchin, parata con trattenuta del portiere. Cambio linee. Quinto. Gorizia recupera il disco, ma Canner riesce per un attimo, ancora Canner, sì. Passaggio dietro a Corbetta. Corbetta cerca di saltare un avversario, non ce la fa, recupera il Gorizia col 56 che la mette dentro per De Martin, ma Prosdocimo riesce a bloccare il disco, quindi si riparte con un ingaggio in attacco per il Gorizia, 5 minuti alla fine della partita. Corbetta all'ingaggio. Quinto, anzi Canner, scusate. Canner vede Quinto, altro tiro di Quinto con deviazione di Salviato, ma parata del portiere. Salviato la mette al centro per Canner, ma viene intercettato il passaggio da Gorizia. Trevisani adesso, Krustin, ancora Krustin, salta un uomo, ancora Krustin, bella parata di Marino, ma ancora il Gorizia, altro tiro, altra parata di Marino, grandissimo Marino Prosdocimo, due belle parate su due bei tiri del Gorizia. Entra la seconda linea, David Sagui all'ingaggio. Palù riesce a prendere il disco, ancora Palù, la passa dietro a David a Ciubo, Ciubo lunga per Darin, tiro di Darin, parata al portiere, ancora Darin che cerca un compagno ma alla fine la passa a Zampetti del Gorizia, passaggio sbagliato anche del Gorizia, recupera Darin,
Passaggio dietro a David Sagui. David vede Palù che però non riesce a trattenere il disco, ma ancora Darin vede Berto che però il tiro viene bloccato da un difensore. Bondavalli, ancora Bondavalli dietro la porta col disco. Passaggio lungo a Krustin. Krustin va dietro porta, cerca un compagno ma recupera il Treviso con Darin che lascia Palù, che vede David Sagui. Bella azione, bel tiro di David, fuori di pochissimo. Attenzione che David Sagui e Krustin stava per partire in contropiede. Adesso la passa dietro al 57 Trevisani, ma tiro deviato, recupera Bianchin. È entrata in pista alla prima linea Bianchin. Nespolo vede Stefano Santarossa che non trattiene però il disco. Krustin, Grespan per un attimo, ma ancora il Gorizia con Romanzin adesso. Passaggio sbagliato, recuperato da Grespan. Grespan vede Stefano Santarossa, tiro bloccato da un difensore, poi buttato via e bloccato dal portiere. Tre minuti alla fine, sempre 2-2, ingaggio di Bianchin adesso. Disco che rimane là, attenzione ai Grespan, la passa dietro a Nespolo. Nespolo vede Santarossa, Santarossa vede Bianchin, ma capisce tutto il capitano del Gorizia, Krustin, che salta un difensore, fa un tiro di rovescio, per fortuna debole, parato da Marino. Adesso Nespolo va in contropiede, cerca di fare una magia delle sue che non gli riesce, recupera il Gorizia. 57 Trevisani, la passa dietro a Bondovalli, De Martin. Bondo, attenzione a Romanzin, De Martin. De Martin, disco deviato da Nespolo. Adesso recupera Grespan. C'è Stefano Nespolo, lo colpisce col pattino, peccato. C'era Stefano Santarossa libero. Bianchin adesso col disco, l'allenatore chiama il cambio, quindi Bianchin prende tempo e consente il cambio linee. 2 minuti alla fine, seconda linea in pista. Berto col disco. Palù. Berto. Darin. Tiro di Darin, fuori di pochissimo, recupera Palù, no, il disco salta, quindi non riesce a colpirlo. Quindi ancora il Gorizia con Trevisani. Ancora Trevisani, ma recupera David Sagui, Krustin. Romanzin, lancio lungo, deviato da Prosdocimo. Berto, ma ancora il Gorizia, attenzione, da solo davanti al portiere. Tiro di Krustin, da solo davanti al portiere, parato da Marino. Prosdocimo, Darin adesso gestisce il disco, vede David Sagui. David lascia a Ciubo. Lancio lungo di Ciubo, cercare una deviazione, ma disco che esce. Palù recupera il disco. Ancora Palù, dietro per Darin. Darin a Ciubo. Palù. Tiro di Palù, parata del portiere che trattiene. 36 secondi alla fine della partita. Altro time out chiesto dal Gorizia a 36 secondi.
Il Gorizia cerca di rifiatare, ricordo che sono in soli 6 giocatori il Gorizia contro i 13 che può schierare il Treviso, quindi è comprensibile che sia un po' più stanco il Gorizia del Treviso, ciò nonostante esce a tener botta e giocare alla grande e il risultato lo sta dimostrando che la partita è molto equilibrata, 2-2. Si prospetta ormai l'ipotesi overtime. Vediamo adesso Antonio Vendrame che schiererà per gli ultimi secondi della partita. Vediamo in pista Nespolo, Bianchin, David Sagui e Darin. Il pubblico si sta scaldando, pubblico abbastanza numeroso, con anche persone provenienti da Gorizia. Attenzione, ingaggio vinto dal Gorizia, disco però buttato via e recuperato da Nespolo. 20 secondi alla fine della partita, Nespolo per David Sagui, ancora sbaglia David il tiro, per fortuna il giocatore del Gorizia sbaglia il tiro, ma ancora Gorizia che la butta dentro, disco che rimane là, fischio dell'arbitro, non si capisce, va per porta spostata, 9 secondi dalla fine, troppi errori da parte del Treviso in questi ultimi secondi, si poteva sicuramente fare meglio e riuscire magari a andare almeno a un tiro, ma il tiro l'ha fatto invece il Gorizia. Ancora David Sagui, l'ingaggio, Bianchin, la lancia lunga, Nespolo cerca di arrivarci ma ormai il tempo è scaduto, quindi sirena di fine partita, 2-2, quindi si andrà agli overtime, quindi 5 minuti di pausa adesso, poi ci saranno 5 minuti di overtime con golden goal, quindi la prima squadra che segna vincerà la partita. Gli overtime si giocano in 3 contro 3, che serve per agevolare il gol, quindi è più facile segnare in 3 contro 3 che in 4 contro 4. Quindi, come dicevo, 5 minuti di pausa, ci risentiamo tra 4 minuti circa per gli overtime.
Oh, questi overtime. Rieccoci qui, sempre a Treviso, al Palaocchi di Santa Maria del Rovere in via delle Acquette per i tempi supplementari della partita Rinos Treviso Fiamma Gorizia, finita 2-2 ai tempi regolamentari, quindi adesso come da regolamento si disputeranno i 5 minuti di overtime, 3 contro 3, che serve per agevolare il gol. In pista per il Treviso vediamo David Sagui, Mattia Darin e Alessandro Palù. C'è la regola del golden goal, quindi la prima squadra che segna avrà vinto la partita. È la quarta volta che il Treviso in questo campionato va all'overtime, infatti in classifica a 3 punti perché ha purtroppo perso 3 partite all'overtime, di cui una addirittura ai rigori, quindi se non si segna in questi 5 minuti si andrà ai rigori. Primo ingaggio vinto dal Gorizia, Krustin capitano. Passa al 25 Romanzin, ancora Krustin. Romanzin. Romanzin cercato Trevisani ma passaggio sbagliato, recupera Palù. Palù fermo dietro porta, attende di trovare un compagno libero. Intanto i secondi passano. Adesso sale, lascia Darin. Darin ancora a Palù, davanti il portiere, tiro di rovescio sull'esterno della porta e il portiere che trattiene. Quindi primo tiro del Treviso, bella azione. Darin, Palù, cambio linee, entrano Bianchin, Nespolo e Caner. Nespolo all'ingaggio, il Gorizia rimane invece con gli stessi giocatori di prima. Ingaggio vinto dal Gorizia. Romanzin. Passaggio lungo a Krustin. Ancora Krustin dietro porta. La mette al centro. Parata di Marino. Bianchin adesso dietro porta. Passaggio a Caner. Caner vede Nespolo. Ancora Nespolo. Nespolo cerca di saltare l'avversario. La passa dietro a Caner. Bella azione, bel tiro ma sui gambali dell'avversario. Bianchin adesso. Serie di finte. Nespolo, passaggio intercettato da De Martin. Ancora De Martin. Tiro fermato da Caner e poi bloccato da Prosdocimo Marino. Altro cambio per il Treviso che sta facendo cambi molto veloci, invece il Gorizia tiene in pista sempre gli stessi giocatori che probabilmente si stancheranno. Krustin al tiro, tiro che esce. Disco che si ferma dietro la porta e alla fine l'arbitro fischia per ripartire con ingaggio, porta anche spostata, quindi si riparte con ingaggio in attacco per il Gorizia.
Darin all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Treviso. Darin, passaggio a David Sagui, 1 contro 1. Tiro di David, centrale, facile parata del portiere. Altro ingaggio in attacco per il Treviso, Palù. Passaggio dietro a David Sagui. Che lascia Darin. Che lascia Palù. Passaggio lungo a David. Ancora David. Il disco però recuperato dal Gorizia col solito Romanzin che tira sui gambali di Palù. Raddoppia Darin per recuperare il disco. Fallo del Gorizia. Fallo del Gorizia, attenzione, quindi 2 minuti fischiati al numero 25 Romanzin per gomitata. Ma sembrava fallo del Gorizia, ma invece no, è fallo del Treviso. Boh, inspiegabile perché sembrava una bastonata del giocatore del Gorizia, invece è stato fischiato il fallo a Mattia Darin, quindi è il Treviso che si trova adesso in inferiorità numerica. 3 contro 2 è una situazione veramente complicata per il Treviso perché 2 minuti di overtime in 3 contro 2 sarà veramente dura per il Treviso. In pista Bianchin Caner. Ingaggio vinto dal Gorizia. Kustrin. Romanzin, Kurstin. Gol del Gorizia. Andrea che tira il volo di assist del capitano Krustin Gabriel per Romanzin Andrea che tira il volo e trova l'angolino in alto a sinistra. E bel gol del Gorizia, niente da dire. Diciamo che la penalità però del Treviso era abbastanza discutibile. Fatto sta che il Gorizia segna, quindi golden goal, vince la partita 3-2. Peccato perché è la quarta partita che il Treviso perde agli overtime. Quindi il Gorizia festeggia la vittoria e che gli consentirà molto probabilmente di andare ai playoff per la promozione in Serie B. Saluto al pubblico da parte di tutte e due le squadre, pubblico che applaude anche il Treviso che ce l'ha messa tutta per riuscire a portare a casa almeno una vittoria in questo campionato, ma niente da fare, neanche questa volta. Il campionato è finito per il Treviso, ci risentiremo il prossimo anno per le partite di Serie C e comunque quest'anno per le partite dell'Under 16. Arrivederci a tutti, ciao!